E sono qui con Francesca, passo la parola anche della diocesi di Padova e che camminiamo insieme, è anche responsabile regionale appunto del Triveneto della pastorale sociale. Grazie Matteo. Buongiorno a tutti. Quando c'è un crimine cosa succede? Che se stai zitto sei complice. Non possiamo stare in silenzio, è per quello che qui anche la Chiesa, che non è altro che parte di questo mondo, e quindi siamo parte di questa comunità. Stare in silenzio di fronte a un crimine è essere complici. Non vogliamo essere complici di questo crimine e non vogliamo essere neppure così inermi e silenziosi di fronte all'eventuale possibilità che si utilizzi la stessa modalità che si utilizza per liberarci dai FAS e annacquare di più la situazione. Ecco, confidiamo che questo palazzo non annacqui anche la giustizia. Questo è quello che non vogliamo. Abbiamo fiducia e le mamme no FAS ci hanno insegnato ad avere fiducia in tutti, ci hanno catalizzati. La forza è catalizzare e non annacquare. Loro hanno avuto questo con una tenacia e una dolcezza che ci hanno insegnato come si portano avanti le battaglie. Questa resistenza ci ha insegnato davvero come si può davvero vincere. E allora già questa è una vittoria. Cioè sono stati 7 anni di resistenza, altro che armata, E avete portato qua le vostre frecce. C'è un salmo che dice che si possono scoccare le frecce, sono i figli, arrivano lontano. Grazie perché li avete fatti sentire a tutti i protagonisti, anche loro si sono sentiti che hanno potuto dire loro, con la loro voce, quello che vogliono. Quindi per noi ecco qua, essere qua per dire grazie e no ad annacquare la giustizia della quale tutti abbiamo davvero rispetto, fiducia, ma questi tempi sono davvero che ci possono anche far alzare le antenne un po' di più di altri tempi, scusate se lo diciamo. Grazie. Grazie infinite. Penso che abbia concluso nel migliore